Una buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Oggi la scenografia della nostra trasmissione è questo monumento alle mie spalle. Chissà quante volte lo avrete visto arrivando dalla zona di Latisana, Varmo per entrare a Codroipo. Siamo all'incrocio con via Circovalazione Sud. Questo vuole essere un po' è stato un omaggio a un certo Hyundai e Jace che veramente cercheremo in questa puntata di raccontarvi per bene. C'è questa ristampa dedicata proprio a Hyundai Jace, questo libro di Angelo Covazzi che racconta di questo signore che si vedeva tanti anni fa in giro per il Friuli, ma come vi dicevo lo descriveremo per spiegare questa che è una eccellenza artigiana più che attuale del nostro amato Friuli. Voglio iniziare questa trasmissione con il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che di fatto è stato per tanto tempo sindaco di Talmassons e proprio lì portano le origini di Hyundai Jace. Buonasera Presidente. Ciao, buonasera a te Daniele e a tutti i telespettatori di Tele Friuli. Credo che sia importante che la vostra emittente si soffermi su una figura che ha rappresentato in qualche modo in quei tempi, siamo a cavallo dei 2 secoli, un esempio di arguzia, di dedizione e in qualche modo di tenuta delle intere comunità, perché Hyundai Jace era appunto uno che vendeva col suo asino in giro per i paesi del Friuli e non solo quello che veniva prodotto a Talmassons, e poi dopo nel suo peregrinare ha avuto a che fare con molti paesi del medio e della bassa friulana, quindi, e lo faceva però condito con un'arguzia del tipo Bertoldo, voglio dire, no? Nel senso quell'arguzia contadina, quell'arguzia agreste che in qualche modo faceva sì che oltre che vendere un prodotto vendeva buon umore, e quindi veniva proprio aspettato nei paesi quando arrivava, perché oltre l'acquisto di un Jace c'era anche la possibilità in qualche modo di sentire une barzellette, une chioltinzir, insomma, ecco, buon umore, e c'era bisogno di buon umore perché era un Friuli arcaico, un Friuli povero economicamente ma ricco di spirito, ricco di comunità vera, di quella che insomma otteneva anche con poco una soddisfazione, un modo di stare, cioè quelle comunità delle persone che magari si riunivano nelle stalle per raccontare ai nipoti alcune storie, quella che era la vita coi campi, il rapporto profondo tra l'uomo e i campi e la campagna, è proprio il ciclo della natura, le stagioni, come il nostro territorio, ecco, cambiava. Ecco, quel Friuli che devo dire povero economicamente ma ricco in spirito, ricco in relazioni, e Hyundai Jace riusciva anche in qualche modo la difficoltà a fare ridi la int, gli femminis principalmente, gli homs, ma ecco, tini ducchio d'onghie alla nestre tiare, quindi un simbolo credo anche voglio dire, di un Friuli sì, che non torna più, ma verso il quale dobbiamo con insistenza, così come già facciamo, difenderne l'identità, la radice in qualche modo. Ecco, Hyundai Jace rappresenta una di queste radici del Friuli, del Medio Friuli, che deve essere come quell'albero piantato saldamente nella propria terra attraverso questi ricordi, e poi chiaro con i rami e le foglie protese verso il futuro, però se non c'è questo legame la cosa non funziona. Ecco, diciamo che Hyundai Jace faceva artigianato sdrammatizzando. Ecco, sì, è proprio questo, questa capacità di unire, voglio dire, l'arte di costruire qualcosa con le mani, no? È sempre stato molto importante, oltre il mondo contadino, anche la capacità del fare che gli artigiani hanno, quindi trasformare la materia in qualcosa di bello utilizzando le mani, e lui ci univa anche questa capacità con battute, molte volte in maniera soffice, in maniera semplice, però dire cose vere, insomma, quindi stigmatizzare alcuni comportamenti, magari dare degli insegnamenti anche di carattere morale, cioè, quindi insomma, ecco, una azione, possiamo dire, pedagogica nel Friuli del passato che univa mani, cuore e testa, ecco, quindi insomma in qualche modo rappresentava questa sintesi, e penso che insomma averlo ricordato ci può anche aiutare
a riflettere anche sul Friuli di oggi e sul Friuli del domani. Ecco Presidente, un personaggio del genere oggi sarebbe molto utile. Sì, credo che sia insomma utile voglio dire, anche per unire un rapporto tra il popolo e le istituzioni che si è un po' sfilacciato in questo tempo. C'è bisogno di questi uomini che siano da mediazione, come trade union, tra un certo sentire di un popolo che sicuramente si è evoluto culturalmente, economicamente, socialmente, e chi li rappresenta nei momenti decisivi. Ecco. O Krotka, anche il Friuli di UE, avrà bisogno di un Jakub Jazz moderno, sicuramente innovativo, ma che insomma ci faccia, ecco, come dicevo prima, sappia sdrammatizzare cose serie, ecco, che poi appunto quando vengono prese con la lievità del sorriso, del buon umore, poi rimangono all'interno delle persone, le fanno riflettere, magari tornano a casa e dice ma c'avevo voluto VDD, c'è un di fa, e quindi la gente comincia a interrogarsi e quindi a darsi delle risposte. E quindi insomma un Jakub Jazz del 2021 non sarebbe male, anche chi non doma in Medio Friuli ma per tutto il Friuli, e Crota anche per il paese, per Stato. Ecco, Zanin, proprio il mondo artigiano oggi chiede tutele, all'epoca probabilmente non si aveva neanche il coraggio di chiederle le tutele. No, all'epoca era veramente sopravvivenza pura. E devo dire che insomma, ecco, il messaggio, pur nella difficoltà di avere sempre un sorriso, credo che sia stata una cosa importante verso la quale insomma, anche il nostro mondo artigiano, che credo che sia uno degli elementi su cui dobbiamo puntare per rilanciare dopo la pandemia una certa ripresa del Friuli, anche in questo modo, ecco, sia in qualche modo fondamentale. Ed è proprio per questo che anche il Consiglio regionale ha sostenuto questa pubblicazione, perché noi poi la manderemo in tutte le biblioteche in modo che insomma, qualcuno riscopra la storia di questo personaggio, di un Friuli forse minore tra virgolette, ma di un Friuli che in qualche modo ha rappresentato ed è stato rappresentato da lui in maniera molto voglio dire vera, insomma, ecco. Possiamo dire che è un piccolo esempio di verismo friulano, insomma, no? Quelle che sono le contis di Jakub Jazz, che sono state insomma, scritte in quel libro tracciando la sua biografia. Quindi credo un servizio che è stato fatto di piccolo, insomma, però è importante che anche il Consiglio regionale stia vicino alle cose piccole ma vere del nostro territorio, ed è per questo che l'abbiamo sostenuto, e credo che insomma, si possa anche immaginare insieme ai comuni di Pocenia, di Codroipo, di Talmassons, che hanno contribuito a questo progetto, a farne insomma, anche non solo un momento episodico, ma insomma, continuare anche in qualche modo con questa riflessione sui personaggi cosiddetti minori, ma che sono molto legati, specialmente in queste terre, alle comunità locali. Allora io ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, vi ricordo appunto e vi mostro la copertina di questo libro che dalla scorsa settimana esce in abbinata al settimanale Il Friuli. C'è Confartigianato, c'è Confcommercio, c'è l'Arlef, c'è, come ci diceva il numero uno del Consiglio regionale Zanin, il Comune di Codroipo, Pocenia e Talmassons, quindi viene di fatto proposto in edicola in abbinata al settimanale. Io adesso mi fermo, ringrazio il Presidente Zanin, ma ci rivedremo molto presto e fra pochi istanti vedrete anche l'assessore alla cultura Tiziana Cividini per il Comune di Codroipo. A momenti dovrebbe arrivare anche il Presidente di Confartigianato, Graziano Tilati. Tiziana Cividini, l'assessore alla cultura per il Comune di Codroipo, ringraziamo per la sua presenza. Assessore, dietro questo libro c'è un progetto ben preciso. Certo, c'è un progetto che devo dire si sviluppa su più fronti. Io voglio ringraziare intanto l'editoriale Il Friuli e Rossano Cattivello, che si è presentato diversi mesi fa proponendoci appunto una serie di iniziative che abbiamo sviluppato piano piano insieme agli altri comuni e che vedono in primis ovviamente la riproposizione di questo libro che come è stato detto si troverà in edicola con il Friuli, ma che ha il grandissimo merito di riprendere una pubblicazione già esistente edita da Covazzi, riscrivendola nel linguaggio della Koiné. Per questo va ringraziato l'Arlef, perché arriviamo veramente a un progetto di qualità. Oltre a questo libro, che io mi
auguro troverà il gradimento, anzi ne sono sicura, il gradimento dei lettori e delle scuole, quindi ci attiveremo anche per promuoverne la lettura nelle scuole. Ci sono a Latere una serie di iniziative che ci permetteranno di andare proprio a riscoprire la figura di Jacom Daigeis e per questo motivo noi abbiamo già coinvolto la compagnia teatrale Agnol Dispere che si è resa disponibile a presentare delle letture sceniche nei vari comuni interessati dal progetto, ma, e questo sarebbe la nostra intenzione compatibilmente con ovviamente i dati della pandemia, anche presentando dei piccoli sketch, delle piccole scene nell'ambito del mercato, proprio per far comprendere bene alla gente di oggi quello che sta uscendo di questa figura. Noi diciamo che è una figura che bene rappresenta la civiltà contadina, ma quello che a me pare molto interessante è che questa figura rappresentava un altro tempo e un altro modo di vivere, nel senso che c'era il tempo per i rapporti umani, c'era il tempo per gli scambi, ci si fermava a raccontarsela, come si dice, cosa che effettivamente adesso è purtroppo meno frequente. Allora noi ci fermiamo, è arrivato il momento della pausa pubblicitaria, come si dice facciamo un po' di fatturato e poi torniamo qui con la Cividini. La domanda che le rivolgerò, così di fatto l'anticipo, è: che cosa resta dell'eredità culturale di Jacom Daigeis? A tra poco. Seconda parte dello scrigno, vedrete, abbiamo appena iniziato, che a questa trasmissione hanno aderito praticamente tutti. Ci sono le anime dell'artigianato, l'anima principale dell'artigianato, i comuni dove Jacom Daigeis, e lui il protagonista di questa puntata, ha mostrato la sua figura. Ci sono le istituzioni, quindi evidentemente è un personaggio che ha lasciato il segno, Tiziana. Sì, ha lasciato il segno e io voglio ringraziare Daniele Paroni e Telefriuli per aver deciso di organizzare questo incontro proprio in questa location, perché come avrete avuto modo senz'altro di vedere dalle immagini, noi ci troviamo qui davanti alla fontana dedicata a Jacom Daigeis, alla fontana, al monumento vicino alla fontana in cui Jacom Daigeis veniva ad abbeverare il suo asino che trasportava appunto i beni, gli oggetti da vendere poi al mercato. Quindi è proprio un luogo che lo rappresenta e lo ricorda in termini concreti. Quindi sicuramente questo è un dato che poi vale la pena ricordare. Noi stiamo in qualche modo celebrando il centenario dalla morte. Questo monumento è stato costruito esattamente 40 anni fa. Il tema della raccolta delle tradizioni orali, degli aneddoti è a mio avviso molto interessante da un punto di vista antropologico, perché ci permette di mantenere coscienza e memoria di quello che eravamo e quindi di capire da dove stiamo arrivando, ma soprattutto interrogarci su dove vogliamo andare. Il fatto che questo lavoro sia stato trascritto in friulano permette a me, come assessore alla cultura, di lavorare su un progetto molto ambizioso che sto portando avanti da anni e che è in qualche modo sviluppato anche grazie al premio San Simon, piuttosto che ad altre iniziative di questo tipo. Permette di trasformare o di creare o di potenziare il ruolo di Codroipo come polo di riferimento per la letteratura in lingua friulana moderna e contemporanea e, perché no, anche sulla l'attenzione alla cultura friulana.
Ecco, Cividini, di fatto si fa riferimento alla fatica, alla voglia del sacrificio che di fatto ce l'ha insegnato Jacob. Assolutamente sì. Noi parliamo di Jacum soltanto facendo riferimento alla sua arguzia, alla sua sagacia, al suo essere brillante e ironico, però noi dobbiamo capire questo. Jacum Daiges, lo dice il nome stesso, era riferito al fatto che questo personaggio si alzava presto, andava a recuperare quello che doveva vendere dai vari artigiani del territorio, poi arrivava a distribuirlo nei vari mercati. C'è un episodio della vita di Jacum che mi pare particolarmente appunto indicativo della sua sensibilità, ma anche di questa fatica. Era molta la strada che doveva essere fatta, ci si alzava molto presto la mattina per poter essere pronti al mercato e capitava molto spesso che lo stesso asinello di Jacum Daiges fosse stanco e si rifiutasse di andare avanti. Quello che viene riportato dalle fonti orali e quello che noi sappiamo è che Jacum scaricava il carretto, staccava il carretto dall'asinello e per dare riposo all'asinello se lo caricava lui in spalla. Questo secondo me è un'attenzione interessante, anche perché mostra quello che era il legame profondo tra l'uomo e lo stesso animale, che diventava veramente un suo compagno di vita. Cividini ha risposto puntualmente, è là che volevo arrivare, questo signore che si portava in groppa l'asino, che era il suo mezzo di trasporto, che trainava appunto il carretto. Allora io direi con Paolo Bassi di spostarmi piano piano e vorrei mostrarvi appunto la fontana alla quale faceva riferimento il nostro assessore alla cultura per il comune di Codroipo. Chiederei al sindaco di Talmassons, Fabrizio Pitton, e vedete che alle mie spalle ci sono le persone che fra poco avrò il piacere di incontrare. Fabrizio, allora intanto grazie, buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito. C'è questo lavoro, dicevamo 40 anni dalla realizzazione di questo monumento, ma la storia di Jacum insomma va anche molto più indietro. Certo, è una storia che entra in tutto il nostro territorio, oltre ai nostri 3 comuni, come già detto prima, anche della nostra regione. È anche un momento importante ricordarlo nel centenario appunto della sua morte, e proprio abbiamo avuto questa iniziativa per tentare di collegare la figura di Jacum ai giovani. Proprio il 5 settembre del 2021, quindi proprio a 100 anni, alla stessa ora, alle 16:30, l'ora in cui appunto morì a Udine, noi abbiamo fatto un incontro nella ex scuola Valussi assieme a Daria Miani, con un progetto appunto dell'Arlef che ha dato il via appunto a queste iniziative per il centenario, e l'abbiamo fatto con i ragazzi, con i bambini, raccontando le storie di Jacum Daiges e i Frus. Era un modo per esorcizzare anche l'atto della morte e anche dare il senso della ripartenza e di come partire verso le nuove generazioni, raccontando questa figura che è stata una figura intelligente, arguta, e che ha saputo trovarsi uno spazio e trovare poi anche, dico, un modo di sostentamento anche per la propria famiglia. Ecco, sindaco, che segno ha lasciato, che solco ha lasciato Jacum a Talmassons? Jacum ha lasciato un segno, oltretutto il comune gli ha dedicato giustamente anche una via, ma soprattutto spesso ci dicono Jacum Daiges di Talmassons, no? Perché è talmente così famoso che ce lo contendiamo, come dicevo, tra 3 comuni. E ha lasciato, oltre i discendenti della 6ª generazione che ancora sono residenti a Talmassons e che hanno un'attività collegata proprio ai vimini e ai cesti, ha lasciato, penso, quel senso di creatività e quella voglia di fare, quella di saper modificare anche alcune situazioni difficili, e il modo di dire le cose anche in modo ironico, no? Dire le cose importanti anche in maniera ironica. Ecco, sindaco, si rideva di più una volta, lo ha ricordato anche prima il presidente del Consiglio regionale, quasi quasi si stava meglio quando si stava peggio.
ma il modo di comunicare è completamente diverso e anche gli spazi e i tempi. Se si pensa che all'epoca di Jakun, diciamo, il trasporto era il cavallo, quindi la vita e i tempi e gli spazi erano quelli dei cavalli o dei muli, insomma, in questo caso. E allora è chiaro che si viveva più sulle piazze, si viveva più quel contatto personale, quello che forse ancora di più lo apprezziamo dopo questo periodo difficilissimo che abbiamo vissuto proprio col Covid, no? Allora quindi ecco, riprendere anche la figura di Jakun Dejes, quella voglia di comunicare e quella voglia di stare insieme, no? Di raccontare le cose e nella nostra realtà di Talmassons è molto sentito, perché già prima di questo progetto del centenario, e tu lo ricordi bene, proprio nel 2018 abbiamo proiettato il cortometraggio, no? Di David Caligaris proprio su Jakun Dejes, e quindi c'è questa voglia di riscoprire questo personaggio e riscoprendo questo personaggio riscoprire come vivevano i nostri avi in quel periodo a cavallo dei 2 secoli. È lo stesso progetto che è stato fatto nell'operazione Centenari con Frossi, Mangilli e padre Cornelio Fabbro, no? 1911, ti ricordi, 2011, ecco, riscoprire attraverso il personaggio com'era la nostra cultura, com'era il nostro modo di vivere in quel periodo. È un aneddoto divertente, quando è partito questo progetto di Jakun 100, una signora mi ha telefonato e mi ha detto che lei è ancora parte del carretto su cui Jakun portava i cesti, cioè abbiamo anche aperto alcune pagine che danno un collegamento anche intergenerazionale e spero il fatto che chiaramente questo si impara anche con la Nestre Marelenghe, no? Che questo sia un modo anche di avvicinare, dico, le nuove generazioni col contatto con la nostra lingua friulana, che chiaramente deve avere un passaggio anche in italiano per avvicinarsi anche a chi non conoscono la nostra lingua, quindi questo secondo me è un passaggio importante, potrebbe essere uno strumento di avvicinamento anche alla nostra lingua. E le scuole cosa sanno di questo? Le scuole abbiamo attivato un percorso, stiamo attivando un percorso con l'istituto comprensivo appunto di Lestizza Talmassons, quello delle nostre scuole, per poter creare anche qui un concorso letterario, ma soprattutto un pensiero che faranno appunto i nostri giovani alunni proprio su Jakun, cioè la figura del viandante, la figura di chi andava a vendere nei mercati, di chi non aveva una sicurezza di un lavoro, cioè com'era in quel periodo, cioè fargli scoprire com'era la nostra terra, le nostre radici, che non sono solo quelle con la storia con la S maiuscola, quelle che si leggono nei libri, i passaggi fondamentali, ma sono proprio i nostri personaggi, sono le persone che hanno fatto la storia, ma soprattutto che spiegano il momento, quel momento, come deve essere vissuto. Grazie a Fabrizio Pitton, sindaco di Talmassons. Adesso noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, poi siamo pronti con altri ospiti. A tra poco. Terza parte dello scrigno, mi ha raggiunto qui nelle vicinanze del monumento di Jakun Dejes il sindaco di Pocenia, Sirio Gigante, che di fatto ci testimonia come Jakun Dejes era proprio nativo del suo territorio, più precisamente di Paradiso. Giusto, era nativo proprio di Paradiso, infatti parlano ancora di quello che è stata la sua infanzia lì in paese e già da lì, da quanto mi raccontano, perché io posso solo sentire il tramandato dagli abitanti di Paradiso, che era già un po' il suo spirito intellettuale, la sua voglia di fare, era già una sua peculiarità e quindi questo è ancora rimasto da chi è ancora di Paradiso, di chi è nato lì e quindi ha sentito dai genitori, dai nonni e tuttora. Infatti questa mattina in piazza parlando di questo invito che ho colto volentieri e mi raccontavano ancora degli aneddoti, delle sue situazioni, di quello che lui comunque sapeva raccontare e come lo sapeva raccontare. Da che famiglia proveniva? Ma la classica famiglia povera, lui è arrivato, classica famiglia di contadini, è arrivato lì nella Villa Caratti e quindi di passaggio su Paradiso come si usava in quel periodo e quindi ha dovuto adattarsi e quindi credo che sia nato anche da lì il suo stile, il suo modo di essere friulano e poi quello che ha tramandato.
Villa Carati c'è ancora? Sì, c'è ancora Villa Carati, adesso è proprietario della famiglia Fracaroli. Lui da quanto mi raccontano veniva da all'altezza dove adesso c'è il ristorante, poco prima arrivando da Torsa, e quindi era la classica casa dei coloni, e quindi sicuramente avrà avuto una vita anche a stretto gomito con altri contadini, quindi quella era la realtà di Paradiso del periodo. Che tappe faceva Iacu? Ma allora, da quanto so io, le tappe classiche erano le tappe lì del paese, perché poi il paese si sviluppava su Torsa, e raccontano che si fermava nelle varie osterie col suo asino, lì lo parcheggiava, e lì aveva anche, da quanto mi raccontano, era sì ben voluto, ma con la sua diciamo, battuta pronta certe signore non lo apprezzavano molto, e quindi qualcuno mi ha raccontato appunto degli aneddoti che avvenivano con i classici dibattiti quando entrava dentro, perché lui era molto irriverente, e forse il friulano classico del periodo questo non lo apprezzava, o comunque gli assomigliava strano. Che cosa vendeva? Ovviamente c'era il Vimini. Beh, quello mi raccontano, il classico suo cesto, quindi nei suoi giri probabilmente quello che portava avrà avuto anche qualche altra mercanzia, ma è famoso per quello lui alla fine, per quello che ha tramandato. Questa unione fra i Vimini e lui è ormai indissolubile, quindi poi dico la verità, questa è la base, poi il resto potremmo anche chiedere volentieri a chi lì di Paradiso ha in qualche maniera avuto modo anche di parlare con lui, o comunque con chi ha avuto modo di vivere con lui direttamente. Sindaco, ecco, ma Iacun quando si perde di vista dal territorio? Ma non è sempre rimasto sul territorio, perché anche se poi spostato a Talmassonsco, Droipo, comunque i suoi giri li ha sempre mantenuti, e quindi di conseguenza il legame, credo proprio da dove è nato, lo ha portato anche sempre a girare lì sul mio comune e nei paesi miei, diciamo nelle mie frazioni, quindi è sempre rimasto, non ha mai abbandonato. D'altronde il suo peregrinare l'ha fatto in tutto il Friuli, ma d'altronde Talmassons e Pozzenia sono veramente vicini, quindi un attimo, specialmente Torsa e Paradiso, quindi di passaggio credo per tutta la sua vita lui comunque è sempre stato presente. Ecco, ha lasciato un'eredità dal punto di vista culturale, cioè i suoi familiari hanno continuato per qualche tempo o no, dalle informazioni che hai? Ma i familiari no, credo che poi ormai i familiari tramandati generazione dopo su Paradiso credo che non abbiano più di tanto avuto a che fare, infatti sentivo anche che c'è chi dice che è nato fuori, ma i miei compaesani difendono la nascita proprio di Iacun Zedesi di Paradiso, quindi poi si è perso, anche perché poi trasferendosi le generazioni passano, però è rimasto quello stile, quel folklore classico che viene tramandato. È quello che un po' raccontano ancora i nonni di un friulano vivo di spirito che ha saputo adattarsi al periodo, che ha saputo con l'ingegno crearsi un lavoro e portare avanti una famiglia. Io credo che sia stata un po' la base anche di quello che è stato il nostro Friuli del periodo, quindi un esempio forse anche per le generazioni di adesso che tante volte si abbattano e in qualche maniera non hanno quello spirito che forse quella volta, dovuto a un fatto di povertà, a un momento storico particolare, e quindi hanno dovuto inventarsi. Adesso forse dovremmo avere di più questi esempi. Era un tenace. Altro che, d'altronde in quel periodo Paradiso negli anni era zona di paludi proprio, era zona di una bonifica con raccolta del terreno, dove i coloni sicuramente non vivevano bene, ma dovevano arrangiarsi, adattarsi al momento e inventarsi per portarsi avanti la famiglia. Sindaco, grazie, sindaco di Pozzenia, Sirio Gigante, grazie per la tua testimonianza, a presto. Grazie a voi, è sempre un piacere far parte di questi progetti che portano avanti la cultura nostra friulana. Grazie Mandi. Grazie al sindaco, noi vi mostriamo ancora una volta la copertina di questo libro che di fatto viene proposto assieme al settimanale Il Friuli. Adesso stacchiamo un attimo, sapete che io nello scrigno cerco di dare spazio alle piccole, alle grandi realtà, cavalchiamo delle curiosità. Nei giorni scorsi nel Duomo di Udine c'è stata l'inaugurazione di un organo e di un'altra console e di fatto da lì si è dato avvio a una stagione concertistica dove protagonista è anche l'orchestra giovanile Under 30. Di fatto a questo progetto, soprattutto per quello che riguarda la stagione musicale,
c'è un importante supporto da parte della Danieli. Bene, quella domenica c'eravamo anche noi e vogliamo proporvi, e chiudiamo così questa parte, questo brano che l'orchestra ha proposto assieme all'organista Beppino Delle Vedove, per voi.
Quarta parte dello scrigno, alla mia sinistra c'è Eros Cisilino, presidente dell'Arlef. Grazie Eros per la tua presenza. Grazie Sawatris. Allora, dobbiamo ricordare che l'Arlef fa parte di questo progetto, di questa ristampa del libro dedicato a Jakub Dayjejs, che di fatto viene distribuito in edicola, può essere acquistato in edicola assieme al settimanale Il Friuli, e l'Arlef è da sempre sensibile a quella che è la divulgazione sì delle tradizioni popolari, ma voglio citarla perché è un volto di Telefriuli, Daria Miani. Voi di fatto partite dai piccoli. Sì, esattamente, noi partiamo proprio dai frus con anche laboratori didattici e anche con le letture di Jakub Dayjejs che verranno fatte all'interno del contenitore Mamman, che ormai è un lavoro conosciuto e che è diretto di Daria Miani, e che non fa un lavoro di piacere proprio perché Daria ha saputo coinvolge sia di frus ma sia anche gli istituti che hanno partecipato a queste belle iniziative, sicché noi siamo contenti di partecipare anche in realtà a tutto il progetto che è Jakub 100 e faremo anche altre robe su Jakub Dayjejs, che è una figura di un straordinario esempio e anche così audibile, veramente altri di scoprirci. Ecco, Eros, di fatto Jakub 100, di fatto concetti che sono ancora attuali. Sì, sono passati 100 anni, ma Jakub aveva questa capacità di poter essere ironico, e sei ironico, come che non si insegnava anche Riedo Pup, possei la clave per poter accedere a poesie che in qualche maniera per solita si entra con un po' di difficoltà, soprattutto perché riguarda la parte politica o comunque al che riguarda l'amministrazione. Di robi in maniera lisera, come che faceva se di Jakub Dayjejs, se di Riedo Pup, però arriva sull'argomento, è una dote che bisogna imparare, bisogna chiederla e alle volte a posto di risolvere delle questioni che sono delicate. Ecco Eros, tu citavi il fatto dell'ironia, il Furlan al fas fadia ridi, no? Sì, il Furlan al fas fadia ridi, però anche alle volte una capacità di sei fin dall'analisi e anche dalle risposte, come che torni a citare appunto la caratteristica di Giacomo Bonutti, no? Che è il nome di Jakub Dayjejs, no? E dopo il fatto che Jakub fosse un po' commerciante, gli dava questa possibilità di viodi tutto il panorama dal Friuli di Miece, non nome il Friuli di Miece, anche la bassa, insomma il partavatore idee, no? Una volta queste idee venivano anche partati di Sator all'interno di certi ambienti tipo i mulins, lì che la Inta si chiatava. Però Jakub era un ambulante sia di Parigeis ma sia anche Palideis, che la lei Aldi tieni sicuramente in considerazione. Il fatto che su questo libro c'è anche il marchio di Arlef, cosa vuol dire? Che noi riconosciamo il gran valore della pubblicazione, il gran valore chiaramente del Furlan, sinché proprio per tale autore, per dire che il Furlan ha la stessa capacità, la stessa caratteristica di qualsiasi altra lingua, sicché si può trattare col Furlan se di temi una lavora disinghioldibile come che possei calchi, ma interessanti, e se di anche temi importanti, scientifici, storici. La società scientifica furlana è un esempio, una lavora chiara, una lavora importante, proprio diciamo che il Furlan possei doprat e anche a livelli interessanti, a livelli insomma ufficiali a qualsiasi livello. Insomma, se possiamo fare un paragone, Jakub Dayjejs è anche una sorta di piccola pubblica amministrazione che ha lavator per i paesi e che ha lavator per i mercati, e che insomma dava una sua caratteristica interessante anche per le nuove generazioni. Grazie a Eros Cisilino, presidente di Arlef. Ci rivedremo ancora perché Arlef è presente sempre sul pezzo. Sì, anche Telefriuli è sempre sul tocco e i ringraziamo proprio Telefriuli e anche per questo grande impegno in sostituzione alle volte dagli smacchianci che appunto in sé a livello nazionale. Sicché
una televisione che non è proprio tan picciola, ma che sicuramente ha una voce grande. Grazie Presidente, noi adesso incontreremo altri ospiti proprio per raccontarvi bene Hyundai Jazz. Allora, come vi dicevo, c'è Confartigianato, abbiamo il Presidente Graziano Tilatti che di fatto ha organizzazione realtà che ha voluto lasciare il segno su questa pubblicazione di cui stiamo parlando, che è dedicata appunto a Hyundai Jazz, ai 100 anni dalla sua morte. Buonasera Presidente. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa a ricordo di questa figura perché diciamo una figura di artigiano antesignana che prima oltre che a produrre i famosi jazz ha pensato che ha trovato anche il tempo per andare poi a proporli in giro per i paesi. Naturalmente diciamo con il suo cavallo, col suo carro andava a vendere quello che era il frutto del suo lavoro, della sua arte e della sua grande manualità, e in questi viaggi che erano un tiro di cavallo, in questi viaggi, incontrando gente, ha diffuso una cultura popolare che già fin da ragazzi da noi ci veniva insegnata nelle scuole elementari. Ecco, quanti Hyundai Jazz ha potuto contare il Friuli? Beh, credo che questa è la figura più nota perché poi è stata per la sua sagacia, per la sua cultura orale che ha saputo trasmettere, ma credo che in ogni paese ci sia un artigiano che poi diventa anche un uomo di cultura, che va per le famiglie, che fa dei lavori, che ascolta e trasmette poi le storie della vita quotidiana di ogni giorno. Ce ne sono tantissimi, un po' meno oggi perché i tempi sono molto più veloci. Al tempo l'arrivo di queste persone nel paese rappresentavano una novità ed era programmata nel tempo. Oggi la velocità che ci viene imposta dall'economia ma anche dai mezzi di comunicazione rende un po' più problematiche queste persone, la presenza di queste persone. Tilatti, artigianato è mano, testa. Beh, è tanta testa, tanta passione che viene poi tradotta in realtà con le mani, e credo che di questo ha bisogno non solo il nostro Friuli ma l'intera nazione, ma il mondo ha bisogno di queste figure perché sanno unire la loro intelligenza, sanno unire l'intelligenza, la passione e questi sentimenti e tradurli poi in fatti reali nell'invenzione. Tutto ciò che di tecnologico, tutta l'innovazione tecnologica è passata attraverso una bottega artigiana. Ecco, senta, la salute dell'artigianato com'è? Beh, credo che la salute, diciamo, piano piano il barometro volge un po' verso il bel tempo. Abbiamo vissuto un anno e mezzo di grandissima difficoltà, anche perché l'artigianato è fatto gran parte di artigianato e di servizi alle persone, di subfornitura, e nel periodo del lockdown in particolare si è fermato. Si è fermato, diciamo, una parte quella diciamo di servizi in particolare alle persone, però dall'altra ha dato una grossa mano diciamo nel mondo dei trasporti, nel mondo anche dell'accesso nelle famiglie per mettere a posto gli impianti di riscaldamento, nella distribuzione anche nella distribuzione dei generi alimentari. Cioè il mondo artigiano credo che ancora una volta ha dato una grande risposta in questa pandemia, e l'ha fatto in un momento in cui non ci si interrogava, non c'erano i presidi, non c'erano le mascherine, eppure questi uomini e queste donne andavano per le case per fare le manutenzioni urgenti, per portare magari la spesa, per fare dei lavori e fare anche dei trasporti di queste persone verso gli ospedali, o fare dei prelievi o andare dal medico. Quindi credo che a questi uomini e queste donne noi dobbiamo un grande grazie. Ecco, questa è l'attualità. Di fatto il buon Hyundai Jazz viene descritto come un ironico, all'epoca
c'era tanta miseria e si riusciva a lavorare e a sorridere lo stesso. Beh, trovavano il tempo di lavorare, tempo di proporre questi prodotti, c'era molta miseria, ma c'era anche, oggi lo direbbero, la proposta star nel credito. Lui proponeva i suoi prodotti e tornava magari quando in queste famiglie, che era gran parte dedica al mondo dell'agricoltura, e quando tornava a incassare, quando queste famiglie riuscivano a vendere i loro prodotti. Ironico, perché sapeva come lo sanno fare tantissime, come l'hanno fatto tantissime figure di artigiani, sapeva ascoltare le storie di queste famiglie, trovare la parte migliore con un po' di ironia, di ottimismo, e quindi raccontava poi i suoi aneddoti che ascoltava. Quindi era un grande, oggi lo direbbero, un grande trasmettitore di una cultura popolare che oggi, al quale oggi non prestiamo attenzione. Forse la velocità dei tempi non dà modo, perché le famiglie erano molto più stanziali, erano molto più numerose, non c'era questi trasferimenti continui come oggi, quindi viveva all'interno del paese in un'economia circolare, in un'economia di solidarietà che forse oggi non c'è. Dobbiamo parlare appunto della lavorazione dei cesti. C'è qualche gruppo, ricordo se non mi sbaglio nella zona della Val Tramontina, ma anche a Reana, ma lì possiamo definirlo quasi un hobby. No, diciamo un Jaco Nagè c'era in ogni paese, perché io ricordo uno del mio paese che si chiamava Giacomo, che li sapeva fare, che nella vita vendeva le sementi e i concimi, era legato al mondo dell'agricoltura, e nel periodo invernali si dedicava a costruire questi cesti, che era una tradizione che aveva imparato dal suo nonno e che quindi ha voluto insegnare, ha voluto trasmettere anche ai nipoti. Ma certo che oggi i nipoti non fanno tutt'altro, non hanno il tempo, e poi non c'è questa necessità, perché oggi i contenitori sono fatti in modo diverso, sono fatti in altri materiali forse anche più leggeri. Poi non c'è più neanche la cultura del giunco, no? Bisognava raccoglierlo, tagliarlo nel periodo giusto, per lasciarlo metterlo ad ammollo e poi lavorarlo dopo circa quasi 90 giorni dalla sua raccolta, cioè praticamente si cominciava dal mese di novembre in poi a lavorarlo. Quindi questo ormai, al di là di che ci sia qualcuno che lo fa per hobby, credo che non c'è futuro, insomma. Quindi voglio dire, di fatto la fatica e anche però, diciamo, siccome il tempo invernale, finiti i lavori grandi i grandi lavori nel mondo dell'agricoltura, e quindi c'era tutto l'inverno, e nell'inverno ci si dedicava a questo, ed era anche un qualcosa in più che aiutava l'economia delle famiglie. Bene, chiudiamo qui la quarta parte dello scrigno. Ringrazio il presidente Graziano Tilatti. Noi andiamo in pubblicità e adesso avremo delle persone che ci hanno messo molto del loro per la realizzazione di questo libro, e poi chiuderemo con il sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti. Quinta parte dello scrigno, fra poco avremo anche il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, con il quale faremo un po', tireremo la linea su questa iniziativa. Intanto alla mia sinistra c'è Pierino Asquini, che è l'autore della prefazione del libro, e che però vorrei iniziasse con un aneddoto, guardando questa fontana. Questa fontana era il punto di ristoro quando si veniva su, allora con i carri trainati dalle mucche, si veniva a portare il prodotto dei bachi da seta, la galette, si veniva a portare al consorzio e ci si fermava a ristorarsi con acqua fresca e pulita di continuo, estate e inverno, ma sono passati 50 anni. E noi siamo ancora qua. Noi siamo ancora qua, purtroppo la fontana è solo simbolica adesso.
Perché non è più potabile l'acqua. Non è più potabile, ma neanche sgorga, perché una volta, consideriamo che qua siamo vicini al Parco delle Risorgive e qua veniva fuori acqua di continuo, come in quasi tutto il Basso Friuli. Pierino, se in poche parole mi dovessi presentare Jakub Daygeis. Ma Jakub Daygeis innanzitutto è un friulano con la F maiuscola, partendo da un ragionamento. Provate a immaginare che questo signore ha vissuto e ha creato la sua leggenda, la sua storia tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Questo è il periodo in cui lui operava, in cui andava sui mercati, eccetera. Se oggi, 100 anni dopo la sua morte, ne stiamo parlando, è qualcosa di incredibile, perché oggi lo chiameremo virale. Ok, era virale senza nessun internet, senza niente. Ci sarà stata sì e no qualche radio da qualche parte, televisioni non esistevano e questo personaggio è andato avanti solo attraverso la comunicazione verbale da persona a persona, da friulano a friulano. Personalmente ho, come penso tanti, un debito di riconoscenza nei confronti di Jakub, perché quando i miei genitori o gli adulti mi raccontavano le storie di Jakub, non era per raccontare una barzelletta o qualcosa di comico o di simpatico, era un momento didattico, insegnava come ci si può ribellare alle ingiustizie, come si può portare avanti le proprie idee, le proprie istanze senza bisogno né di forza né di violenza, solo con intelligenza e astuzia. E questo era la straordinarietà di Jakub Daygeis. Ne parlavano tutti di lui. Parlavano tutti, per cui provate a immaginare che influencer sarebbe oggi, con i mezzi che ci sono a disposizione adesso. Lui, senza avere nulla di tutto questo, veniva passato di bocca in bocca qualsiasi cosa lui andasse a dire, perché non diceva le cose così. Se adesso ne stiamo ancora parlando è perché lui è entrato dentro l'anima dei friulani. Lui è Friuli, non è solo un personaggio simpatico, non è un personaggio letterario come Bertoldo, è un personaggio vivo che incarnava non solo con l'arguzia ma anche col tipo di vita, con lo stile di vita, l'essere friulano. È un friulano, punto. Ecco, senti, lo rappresentava in toto? Rappresentava in toto la friulanità, perché provate a immaginare, faceva un lavoro di artigiano, un lavoro di commerciante, persona che si muoveva nel Friuli esattamente come facevano la stragrande maggioranza dei friulani. Quella era la vita dei friulani allora. Ecco, secondo me, se ancora adesso ha un peso, ha un significato il fatto che ci sia stato lui, è perché lui è effettivamente il Friuli, più che un friulano. Senti, secondo te il Friuli, è una domanda che ho rivolto anche a un altro ospite di questa trasmissione, avrebbe bisogno di personaggi così? Allora, di bisogno sempre, questo a prescindere, ma lui ci ha già lasciato una grande eredità, ma non solo per le storie, ma perché nell'inconscio noi lo abbiamo già presente, non abbiamo bisogno di "ah sì, mi visi che storie di Jakub che volte". No, Jakub è presente dentro di noi e quindi arriva un altro che fa un altro esempio, che porta avanti un'altra storia, beata allora. Secondo te c'è e non si fa vedere? Questo non lo so. Farebbe piacere immaginare e sperare che ci sia, oppure che abbia o stia utilizzando altri strumenti di comunicazione, che ci sia un Friuli che si muove e che si porta avanti prescindendo dalla ufficialità e dal fatto che tutti lo sappiano, un lavorare sotto traccia, se vogliamo, che poi tra l'altro non è lontano dallo stile friulano, insomma. Senti, il fatto che si sia ristampato ancora cosa vuol dire? Vuol dire che è vivo, perché non si ristampa un libro se non è vivo, si ristampa perché la sua storia fa parte del nostro vissuto, di quelli che si ricordano le storie di Jakub, ma anche di quelli che neanche sanno che sia esistito.
abbiamo l'occasione di dire a qualcun altro: guarda che c'è anche questo. È una piccola ricchezza che abbiamo, la stiamo mettendo in piazza, tutto qua. Senti, le scuole, i bambini, questo potrebbe essere un ottimo... Allora, le scuole, siccome in tutte le storie, quelle di Jakub sono storie anche gustose, anche simpatiche, in tutte le storie c'è comunque un momento didattico, c'è un momento di insegnamento, ben venga che vengano raccontate, che vengano celebrate, che vengano utilizzate a livello scolastico. Allora Pierino, grazie di cuore, grazie per la tua testimonianza. Grazie a voi e spero che Jakub abbia di nuovo il successo e la pubblicità che aveva all'epoca quando non c'era la pubblicità. Prima di salutarci, quest'uomo girava soprattutto nei paesi della Bassa. Bassa e Medio Friuli, andava per mercati di fatto, questo diffondeva il suo verbo attraverso i mercati, parlando di continuo, lui era immerso sempre nella gente perché quello era il suo lavoro, quello era il suo mestiere. E quindi con questo lui non solo raccontava ma anche raccoglieva storie, anche si arricchiva dei racconti degli altri, di qualsiasi altro friulano. Grazie Pierino, noi adesso ci fermiamo, abbiamo 4 minuti, abbiamo un altro ospite che ha tante cose da raccontarci su Jakub dai Geis. Siamo ancora a Codroipo, a 2 passi dal monumento Jakub dai Geis, sono con Guido Covazzi, il figlio di Angelo che qualche tempo fa ha scritto un libro proprio su Jakub che è andato benissimo. Perché questo legame fra suo padre e la storia di Jakub? Ma il legame dipende dal fatto che la mia famiglia aveva osteria a Pantianicco e mio nonno era un fabbro maniscalco, per cui arrivavano tutti i carri delle persone anche che facevano mercato e che si fermavano poi in osteria a raccontare queste cose e Jakub rappresenta proprio questa cosa friulana del raccontarsi in osteria e di, come dire barzellette è un po' una diminuzione, no? Di queste storielle con cui si passava il tempo invece di guardare la televisione, insomma, no? Per cui poi in realtà mio padre è un autore di novelle su altri testi e quindi è venuto un po' naturale fare una raccolta del più grande inventore di novelle, che è Jakub dai Geis, perché la tradizione era praticamente orale, c'era qualche pubblicazione sulla Panaria, sulla Risultive, su Stelle di Nadal, però la grande parte era orale, per cui è stato fatto un lavoro di tipo giornalistico, proprio di battere una ventina di comuni dove presumibilmente Giacomo Bonutti faceva mercati e andare a cercare tra gli anziani chi si ricordava delle storie originali. Così sono stati fatti anche dei confronti, in certi paesi le storie si ripetevano, in altri c'erano altre originali ed è stata fatta questa raccolta che nel 1995 aveva 54 racconti e dopo la prima pubblicazione sono arrivate altre persone a portare testimonianze e racconti, per cui dopo sono state aggiunte altre 11, poi altre 22 con la terza edizione e adesso, a distanza di una ventina d'anni, c'è questa nuova pubblicazione in onore dei 100 anni dalla morte di Jacopo Bonutti, che a noi fa molto piacere perché riporta alla luce un libro che molti si informavano dove trovare, ma era effettivamente esaurito. Abbiamo selezionato, anzi hai selezionato un racconto che è La Muse di Jakub. La Muse, in realtà. Muse, quindi... Sì, no, perché a fianco c'è il mus e quindi no, l'asino ricorre spesso, no? Sì, abbiamo selezionato un brevissimo racconto. Quindi il volto di Giacomo. Sì, il volto di Giacomo. Allora, Jakub, come tu sa, al faseve marchias dall'intorno a Friul, come Mortean, Codroip, Latisane, Spilimberg, Cividate, Cessao io. Unedì, tornando di Codroip, al pensato di passare per Gridisce, Poc, Sedean, e Viodis al commentava Alca sui clienti che non erano in rivassa in marchiato. Si fermasse Sedean, ti ostaria donde la ferramenta di spere. I entrant al salutare che avventor scagliere in denti e all'ordinare un tagliot. Un di che erano lì e che era stato tanto tempo al forest, non lo conosceva ben Jakub.
e dopo aver scambiato le parole dice: mi scusi paron, hai l'impressione di aver viaggiato tu delle vostre muse? Iacum, con la sua battuta sempre pronta, risponde: e alle probabili centrati? Sì, alle un bel po' di tempo, che dopo sempre che. Questo era Iacum dei Jazz. Questo era Iacum dei Jazz, sì. Allora, io devo anche fare un ringraziamento a questo signore che mi ha messo in contatto con David Caligaris di Varmo, ma che di fatto adesso abita a Codroipo, che nel 2018 ha dedicato un cortometraggio proprio alla figura di Iacum dai Jazz. Noi adesso andiamo in pubblicità. Volevo ricordarvi che durante questa trasmissione, grazie a Paolo Bassi per le riprese, avete visto degli insert proprio su questo cortometraggio. Noi adesso andiamo in pubblicità e ci rivediamo subito dopo. Eccoci qui, allora stiamo per chiudere, il sindaco Marchetti è già con noi e quindi siamo pronti ad accoglierlo. Che cosa raccontava suo padre di Giacomo? Ma la ricerca è stata fatta su due binari. Uno è stato andare nella biblioteca arcivescovile, alla Civica Ioppi, alla Filologica Friulana, a cercare le poche tracce scritte. Dopodiché appunto è stata la ricerca sul campo e lì è stata la bellezza del contatto con le persone anziane che si ricordavano con varie sfumature di colore poi queste storie, per cui lui lo viveva come uno dei tanti personaggi che erano passati nella sua casa, perché una volta dormivano anche nei fienili, i gua che venivano nei nostri paesi. Da Resia senz'altro, quello era obbligatorio per i gua bravi, no? Comunque si fermavano a dormire nei fienili, poi chi veniva che era bravo a ferrare i cavalli, chi faceva le ruote dei carri, no? Per cui faceva parte di una serie di personaggi che lui conosceva bene da quando era piccolo, perché mio papà era del 1930 e Iacum era proprio, diciamo, il commerciante che li rappresentava meglio, anche perché lui acquistava anche i cesti dei bambini dandogli gli spiccioli che gli avanzavano. Insomma, era un personaggio simpatico, molto burbero peraltro, ma in questo noi friulani, insomma, non possiamo criticarlo. Allora, rimani pure con me, chiedo al sindaco Fabio Marchetti, la scorsa settimana c'è stata la presentazione della pubblicazione, della ristampa appunto che viene proposta assieme al settimanale Il Friuli. Allora, Marchetti, di fatto questo è un monumento che giustamente onora un personaggio che non è mai tramontato, nonostante sia morto da 100 anni. Sì, intanto ringrazio una famiglia che abita esattamente dietro le mie spalle e vorrei ricordare due persone, Vulli Valoppi e sua moglie che è Katia Mancini, perché alcuni anni fa hanno pulito senza chiedere niente a nessuno, con olio di gomito, no? E tanta buona volontà, questo monumento, riverniciando anche il fogolar, ed era veramente tornato a nuovo. Io non l'ho mai ringraziato pubblicamente, quindi approfitto di Daniele Paroni e della sua trasmissione per farlo oggi, ci tenevo in apertura. Il monumento io me lo ricordo il giorno dell'inaugurazione, così come ricordo la figura di Iacum dai Jazz. La ricordo perché me ne parlava mia nonna. E lì ho imparato anche a leggere il friulano, perché in ogni famè che si rispetti furlana entrava la stella di Nodal, e quindi lì c'è che mi riguardi io si leve li stories, li conti, li barzaletti di Iacum dai Jazz. Questo è il primo ricordo che ho, il secondo ovviamente è quello del monumento, e Codroipo è stata la prima città che ha voluto rendergli onore, ma di fatto è un onore anche ospitare questo monumento, perché Iacum dai Jazz, lo ricordava prima Comuzzi, ha fatto parte di questi territori del Medio Friuli in maniera pregnante da sempre, e se ne parlava praticamente in ogni famiglia, quindi tutti lo conoscevamo noi ragazzini pur non avendolo mai visto, e questa figura era entrata un po' nel mito. La foto io l'ho vista molti anni dopo e ho capito che
colui che mi veniva raccontato era una persona simile ai nostri nonni, simile a molti nostri prozii. Li avevamo visti qualche anno prima in giro in qualche paesino, in qualche frazione del Medio Friuli, in qualche stalla, in qualche stavolo o in qualche osteria, perché noi abbiamo anche l'osteria dedicata ai Jays e a Jacob dai Jays a Beano, per cui è una figura che ha sicuramente segnato un'epoca, una storia che oggi io ringrazio perché va rivalutata. L'andare lento, il raccontarsi in maniera così schietta, la battuta sempre pronta, il fatto di stare insieme che abbiamo perso anche e soprattutto in questi ultimi 2 anni, devono essere rivalutati anche e attraverso la figura di Jacob dai Jays. Marchetti, Jacob dai Jays che era sì un artigiano ma era anche forse più un intrattenitore, no? Sì, diciamo che gli veniva meglio forse quest'ultima parte, perché di fatto nessuno si ricorda del prodotto se non per il fatto del soprannome, perché al po' dove vendi Jays, al po' dove vendi scartoffi, mi pare che allava c'è passù, no? Ma non mi conta che allava ence paliciasi, se avesse bisogno di altri, no, dome dai Jays, quindi era un commerciante a tutto tondo, come poi altri ve ne sono stati, perché ci ricordiamo che dopo il mus e il charot di Jacob dai Jays, i vinvut ence i Prince Furgonus che lavin a Tora fa una sorta di bazar per i paesi, non erano li botteghi. Io passo dal friulano all'italiano. Ti vedo, sei in automatico. Però vado così perché mi piace fare questo, anche perché l'altra sera al premio San Simone ho detto, no? Se devi fare in italiano un premio di letterature furlane, miglior che cambiare di misteri. Però mi viene spontaneo perché mi ricordo mentre parlo questi racconti, ripeto, della mia famiglia, in particolare di mia nonna, che mi parlava esclusivamente in friulano, pur essendo lei molto colta e conosceva molto bene la lingua italiana, però con me usava esclusivamente il friulano, l'ha usato fino alla fine e quindi anch'io lo uso quest'oggi. Dicevo, non dome i Jays, no? Si diceva, commerciava un po' con tutto. Quindi era un uomo, l'hai ricordato, a tutto tondo, che ci farebbe sorridere ancora probabilmente. Ma sicuramente sì, oggi forse ci manca la figura dagli Jacob dai Jays attualizzata e moderna. Forse fino a qualche anno fa in ogni paese c'era qualcuno, il Mataran dal paese, quel che arrivava a tenere in paese la compagnia, il saggio che comunque riusciva a tramandare anche le vecchie tradizioni, le vecchie canzoni, sempre in maniera orale. Queste cose sono andate un po' perse, ma negli ultimi 10-15 anni. Allora, abbiamo esaurito il tempo, è volata. Io ringrazio ancora il sindaco Marchetti e tutti gli ospiti che hanno ruotato per appunto partecipare a questa trasmissione. Saluto anche Caligaris per le immagini che ci ha fornito e che ci hanno aiutato un po' a riportarci indietro nel tempo grazie al suo cortometraggio. Grazie al figlio di Angelo Covazzi, e di fatto un pensiero va a Covazzi e a Jacob dai Jays, che sicuramente ci stanno guardando dall'alto, e quindi magari Covazzi era un tipo magari un po' più pacato, Jacob dai Jays mi avrebbe forse mandato anche a quel paese, se sa. No, beh, il gusto della battuta c'era tutto, infatti lo si ritrova anche in altre sue conte che non riguardano Jacob. Volevo solo dire una cosa, che c'è una copia di questo monumento regalata al Focolare Furlan di Toronto, e quindi abbiamo anche questo gemellaggio con i friulani nel mondo. Che ci guardano, perché so che ci guardano su telefriuli.it in streaming, quindi ricordo anche questa possibilità che avete per guardare il nostro canale 11, 2 volte numero 1, mi piace ricordarlo sempre. Grazie Paolo Bassi, alla prossima.